chiesa risale al XII secolo e presenta una navata unica e rettangolare. La facciata, con un oculo modificato nel corso del tempo, è tripartita. E termina con un campaniletto che ha una bifora in cui sono collocate due piccole campane. Nella parte destra del prospetto è stata riscoperta una pittura, un notevole affresco, un pregevole affresco che testimonia San Cristoforo. San Cristoforo ricordiamo che il santo è considerato come il santo protettore dei viandanti, che spesso dovevano guardare i corsi d'acqua. L'affresco del San Cristoforo e della vicina Madonna con il bambino è di impostazione tardo cinquecentesca. All'interno la pulitura delle pareti ha messo in luce lacerti di affresco che raffigurano una serie di santi, la Santissima Trinità, San Pietro, San Rocco e una Madonna col bambino. Sono tutti affreschi riferibili al XVI secolo. La Villa Savogliano Telio è situata in un'ansa del fiume Stella, nella zona nord-occidentale della frazione di Aris. Sorge sul luogo di un antico castello, la cui presenza è testimoniata sin dal 1258. Verso il fiume Stella l'edificio è preceduto da un giardino all'italiana, mentre a nord si estende un grande parco ricco di essenze arboree pregiate. Il complesso della villa, composto dall'edificio padronale e da numerosi rustici, è organizzato in due parti separate da un vasto cortile. La villa e l'azienda agricola con gli edifici rustici e la residenza del Gastaldo. La casa domenicale ha pianta rettangolare allungata, si articola su 3 piani e presenta un caratteristico intonaco tinteggiato di rosso cardinalizio. Il complesso settecentesco che ospitava i magazzini del Sale è di elevatissima qualità architettonica ed è caratterizzato da 3 piani fuori terra, con parte del piano terra interessata da un portico delimitato da ampie arcate. Buonasera, devo togliere la mascherina perché risulta difficile. Buonasera, benvenuti a tutti, è un piacere e
Cominciamo subito, vi dico due cose veloci su quello che sentirete. Quello che sentirete è una sorta di viaggio che io faccio con la mia voce, che è la mia passione principale, la musica e la voce in musica. Lo faccio con molta creatività e alcune macchine, principalmente con una macchina che ho ai miei piedi, che è una looper machine, una loop station, che vi spiego come funziona perché poi capirete meglio lo spettacolo. È un normalissimo registratore, cioè quando io schiaccio i pulsanti lui registra in tempo reale quello che io sto facendo, così. Buonasera a tutti e benvenuti a questo mio concerto. Buonasera a tutti e benvenuti a questo mio concerto. Buonasera a tutti e benvenuti. Io lo posso sovrapporre? Grazie per l'invito al Festival Musica in Villa. Grazie per l'invito al Festival Musica in Villa. E va avanti finché io non smetto. Con un po' di idea, un po' di creatività si può fare musica, come il primo brano che vi faccio, che è un brano mio, tratto dal mio primo disco, il mio racconto di quando Andy Warhol, che è uno dei miei eroi, il pittore, l'artista, arrivava a New York, quello che è successo a me circa una quindicina d'anni fa. Andy Walker. We don't walk in, 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 stepping up, 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 Il primo coro fa così. Vedo tutto da qui, nella mia pelle di serpente da qui. Vedo tutto da qui, nella mia pelle di serpente da qui. Vedo tutto da qui, nella mia pelle di serpente da qui. Oh yeah, 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 yeah. I'm a king in the alley. Prende il mio girone, non ho soluzione che non sia la mia. Insane comedy, soltanto una parte di quello che sento contiene la parte di faccia che sono, tutto il resto è tuo, è soltanto tu. Vedo tutto da qui, nella mia pelle di serpente da qui. I'm the king in the alley. Prende il mio girone, non ho soluzione che non sia la mia. Insane comedy, soltanto la parte di quello che penso contiene la parte di quello che sono, tutto il resto è tuo, è soltanto tu. Vedo tutto da qui, nella mia pelle di serpente da qui. Vedo tutto da qui, nella mia pelle di serpente da qui. Vedo tutto da qui, nella mia pelle di serpente da qui. Vedo tutto da qui, nella mia pelle di serpente da
Chiedo questione tecnica, puoi abbassarmi un pochino i monitor così non abbiamo il rientro di prima? Ok, così dovrebbe essere meglio. Ok. Ora immaginatevi che la giornata non sia una brutta giornata come oggi, che sia una giornata di sole. Immaginatevi di non essere in Friuli. Lo so che è bello, ma immaginiamoci di essere in Messico, immaginiamoci di essere su una spiaggia assolata messicana, di fronte all'oceano, tranquilli, rilassati, stiamo prendendo il sole, ci stiamo bevendo una birra, e se noi fossimo in Messico probabilmente sentiremmo un ritmo diverso dai ritmi che siamo abituati a sentire qui da noi in Italia, un ritmo che potrebbe fare grosso modo così. Un basso farebbe così. Dovremmo avere delle percussioni. Altre percussioni. Ora, nella vita ho avuto la fortuna di girare parecchio grazie alla mia musica in giro per il mondo e da qualunque parte sono stato, negli Stati Uniti, in Russia, in Cina, in Giappone, in Corea del Sud, in Indonesia, c'è una cosa orribile, una cosa che deriva tra l'altro dalla cultura giapponese e che è arrivata anche in Italia, ha un nome, orribile anche quello, si chiama karaoke. No, è vero, il karaoke è una cagata paurosa, scusate il termine, si può dire paurosa, spero, vabbè, veramente terrificante. Voi immaginatevi il karaoke in Messico. Primo messicano, ovviamente ebro di birra, brandisce un microfono e comincia a cantare un corettino che fa così. Joe, don't be my monkey, Banky Joe. Se Tony Maionchi, Donkey Banky Joe. Don't be my monkey. Come i carabinieri, si va in due, l'amico. Donkey Banky Joe. Don't be my monkey, Banky Joe. Se Tony Maionchi, Donkey Banky Joe. Don't be my monkey. E il terzo amico, così. Se Tony Maionchi, Donkey Banky Joe. Don't be my monkey, Banky Joe. Se Tony Maionchi, Donkey Banky Joe. Don't be my monkey, Banky Joe. Se Tony Maionchi, Donkey Banky Joe. Poco tempo a disposizione io, questa vita, poche cose rimaste lì a metà, perché a me piace come sei, mi piace soltanto come vuoi, come sogno lei diventa, traduce nell'azione la mia te. Riflessi più chiari e tu, riflessi che riflettono che sei riuscita bene, sei la strada storta e curva, vita distorta e corta, gioca mentre ritorna la fatica per dare all'attuazione la mia idea. Don't be my monkey, Banky Joe. Don't be my monkey, Donkey Banky Joe.
Sicuramente non biasimo le signore che possono mettersi a ululare perché io ho tolto la giacca. Come si dice dalle mie parti, ancora un bel fiuletto. Ora, al di là delle battute idiote che mi escono sempre con una certa facilità, giocare con la propria voce significa prendersi un po' gioco di noi stessi, e credo che l'elemento ludico e ironico nella musica sia fondamentale, quello che io cerco di vivere nella mia musica. Ed è anche bello perché ci consente di spaziare con brani nostri, in questo caso i 2 brani che vi ho fatto sentire, con brani di altri. C'è un artista che io amo molto, che nasce come artista rock punk addirittura, come bassista e cantante, ma che poi studia, cresce, scopre nuova musica e esordisce da solo con un album quasi jazz. Lui si chiama Sting. Sting è un genio straordinario. Io amo molto un suo brano che è anche profondo, nel senso perché è un brano che parla della diversità e lo fa attraverso un anziano aristocratico inglese gay, dichiaratamente omosessuale. Se vedete le immagini del video sembra proprio una vecchia signora, mentre è un vecchio signore che si trova a combattere con la grezzezza degli americani. E Sting ci ha scritto una canzone che io amo molto e che immagino individuerete tra poco. Il basso di questa canzone fa così. Le percussioni così. Nella mia testolina l'arrangiamento faceva così, c'era un primo violino pizzicato, un secondo violino, un sax, un secondo sax e un terzo sax I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast down on the side. And you can hear it in my accent when I talk, 'cause I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking candy at my side. You know, I take it everywhere I walk, 'cause I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Sweeping baby dum da da, wap bam blah bim da da bim, wap bam baby dum da da, swim up da da di do, wap bam baby dum da da, sweeping da dum da da, wap bam baby dum da da, so they buy all the do di, wap wap di, wap wap di, so di de, da mi at da de op da, sweeping di da, wap wap da boy boy da da. Takes more than covenant to make a man. Takes more than a license for a gun. Go from your enemies, avoid them when you can coast. A gentleman will walk but never run. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. So it up and up, 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 wait up, so deep, deep, tap it up, up, baby. One button, that button, they don't do those and pretty. I'm a boy up, for my up, 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 just
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Grazie mille. La vita del musicista porta ad affrontare cose diverse. Da qualche anno, ormai da circa 5 anni, ho il felice compito di insegnare anche canto jazz in 2 conservatori, il Conservatorio di Venezia e il Conservatorio di Brescia, in questa fase della mia vita. Tra l'altro ho 2 miei studenti, uno che si è laureato con 110 come cavolo, insomma, col massimo dei voti a luglio, per la gioia del suo maestro, se no avrei preso il badilato se prendeva di meno, e una che si laureerà tra poco, immagino anche lei con alti voti, perché sta facendo un bellissimo lavoro. Insomma, l'essere insegnante è affascinante perché c'è la possibilità di condividere punti di vista, di discutere anche rispetto alla musica. La mia musica viene incasellata come musica jazz perché più o meno non si sa dove piazzarla, quando non si sa dove piazzare qualcosa lo si piazza nel jazz. Però il prossimo brano è veramente un brano jazz ed è un brano che mi consente anche di spiegarvi una piccola cosa che riguarda il jazz. Voi direte che è bello, venerdì sera alle 7 ci siamo mossi, dobbiamo fare pure una lezione di canto che ci obbligano a fare, non possiamo uscire. No, in realtà è un'informazione. Cioè il prossimo brano è un brano tipicamente jazz di un colosso del jazz, si chiamava Thelonious Monk, era un pianista, e mi consente di spiegarvi in maniera molto semplice, in maniera molto pragmatica, che cosa sono i voicings. I voicings nel jazz sono una formula fondamentale, sono sostanzialmente la stratificazione, il modo con cui vengono composti gli accordi, che altro non sono che una sovrapposizione verticale di note, e che servono ai jazzisti. Conoscere il posizionamento di un voicing, conoscere com'è un voicing è una cosa essenziale per ogni musicista jazz per capire poi come muoversi all'interno di una sorta di percorso predefinito e poter fare la propria improvvisazione. Ve lo faccio sentire in maniera pragmatica e poi vi faccio anche sentire una piccola cosa a cui stiamo lavorando un gruppo di persone, c'è un'azienda americana che è il Politecnico di Milano, un prototipo di tastiera invisibile più o meno che vi farò sentire e che stiamo sviluppando. Il brano di Thelonious Monk, per chi di voi è appassionato di jazz, si intitola I Mean You. Mettiamo la batteria prima, così. Ora ci mettiamo l'amico del cantante, la linea di basso. Ed ora, strato per strato, vi faccio sentire come funzionano concretamente i voicing del jazz. Prima voce.
can say no, no, that's a price that you gotta pay. But I mean you, I can let you push me around on the ground, and I can say no, I just said you're gone and you found. But I mean you, nothing you gonna do, nothing you gonna do. I mean you, there's only me, and there's only me, and there's only me. So far on my way out, so the bad way that they don't when the Doria straight up that by the Dorio. So I'm not to say, but Baba Baba Buena da sotto Yada Day, but then die to trip, up, then up, Bodo Baba Baba, straight it up, straight on the day of the day of the bed and leader. Why up, why up, why up, Bodo Baba, day of the man, over the bed. Si parliamo sempre da un vecchio, io potendo da bene da bene, potendo da bene, via, tu vai andare. Si andava for via, vai andare. Uvamana dottoro, vai andare. Si andava for via, vai andare. Uvamana dossira, vai andare, vai andare, un sabino papà, 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 ponto, andare, potamo so, puoi trip, puoi trade. Andiamo avanti un pezzo. Per fare il cantante ci vuole possibilmente buona intonazione, ci vuole possibilmente buon senso ritmico, ma soprattutto ci vuole un ego spaziale. Il cantante è egocentrico per natura, perché se no non può fare il cantante. Il cantante nei momenti massimi della sua carriera è convinto di non avere bisogno di nessun altro. Io l'ho fatto per una bieca questione economica, sto diventando ricchissimo grazie a questi spettacoli in solo, ovviamente perché non devo difendere il mio compenso con nessun altro musicista. Quando c'è mio papà di solito ai concerti alla fine mi dice fa sito in dialetto bresciano perché è la finanza e ce la guarda di finanza. È ovvio che non è così, però anch'io, come ogni cantante, una decina di anni fa, ho iniziato ad immaginarmi in un ruolo che fosse diverso. Quindi, come tutti i cantanti, mi sono comprato un libro sugli arrangiamenti e dopo aver letto questo libro, che l'ho capito più o meno per il 70-80%, mi ritenevo uno dei più grandi arrangiatori della storia. In realtà, per quella che viene chiamata la famosa botta di culo del dilettante, un arrangiamento mi uscì bene. Talmente bene che lo stesso Stefano Bollani, che ha avuto il buon cuore di invitarmi qualche anno fa alla sua bella trasmissione su Rai 3 che si chiamava Sostiene Bollani, una puntata dedicata alla voce, volle che quel giorno facessimo insieme questo mio arrangiamento. Lo trovate su Vimeo perché per qualche strana ragione la Rai non ce lo lascia mettere su YouTube, nonostante i proprietari del video siamo io e Bollani, ma vabbè, questione di casino. Insomma, si può trovare facilmente su Vimeo. È un arrangiamento di un gruppo che io amo visceralmente da quando sono bimbo. Fu il mio primo disco, il mio primo LP comprato con i soldini di una gita delle scuole medie, ricordo ancora, e sono i Beatles. Mi venne questo arrangiamento, devo dire, tutto sommato grazioso, per il quale ogni volta mi sento in obbligo di chiedere scusa ai musicisti di musica classica, perché mi sono immaginato con un ensemble composto, se non ricordo male, da un contrabbasso, Bepi, Occio, da 2 violini pizzicati, da 2 violoncelli, da 2 corni francesi e da un oboe. Insomma, ne è uscita sta cosa. Partiamo dal basso. Nota importante. Questo è un tuner,
cioè mi dà la nota d'inizio per essere sempre preciso e puntuale. Non è un telefono, perché qualche anno fa, in un bel concerto, non mi ricordo dove, penso a provincia di Treviso se non sbaglio, alla fine uno comprò tutti i miei dischi, venne e mi disse: bellissimo spettacolo, grande, però non è carino che tra una canzone e l'altra tu rispondi al telefono. Non è un telefono, è un tuner. Tum. Contrabbasso. Tum, 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 tum. Primo violino pizzicato. Secondo violino pizzicato. Primo violoncello. Secondo violoncello. Primo accordo francese. Secondo accordo francese. E per finire sopra l'oboe. Want to come out to play. Dear Prudence, greet a brand new day. The sun is up, the sky is blue, it's beautiful, and so are you, dear Prudence. Want to come out to play. Dear Prudence, open up your eyes. Dear Prudence, see the sunny sky. Will sing, the jar up out of everything. Dear Prudence, won't you open up your Prudence.
smile, smile. Dopo anni che lavoro con l'elettronica, nasce anche il desiderio in certi momenti dello spettacolo di abbandonare l'elettronica. I piccoli luoghi consentono più facilmente, anche i teatri per la verità, perché hanno una sonorità molto buona. E quindi io vorrei farvi un brano che amo moltissimo. È un brano scritto da un autore misconosciuto del jazz, lui si chiamava Ebez, era una sorta di hippie antelittera vissuto intorno agli anni 40 e 50. Scrisse un brano che è un capolavoro assoluto, una melodia straordinaria che si titolava Nature Boy, cantata da tutti. Se qualcuno di voi ha avuto occasione, se non l'ha fatto vi invito a farlo, di vedere un bellissimo film ormai di un po' di anni fa che si intitolava Moulin Rouge di Baz Luhrmann, una storia d'amore molto bella ambientata alla fine dell'Ottocento a Parigi. Questo è il tema portante che viene cantato tra gli altri da uno splendido David Bowie. È una melodia fortissima, come mi hanno sempre insegnato i miei maestri. La melodia è tutto nella musica e la si può veramente isolare e cantare senza niente altro. E c'è questo. There was a boy, a very, very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and very sad of eyes, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way, and while he spoke of many things, fools and kings, these he said to me, he said, the greatest thing you ever learned is just to love can be loved in return. There was a boy, a very strange enchanted boy. There was a boy, he say he wandered very far, very far. He say he wandered very far, very far. Only to shine and sad of eyes, but very wise was he. And that one day
It's just to love and be loved in return. Bravo. Quando io sono della provincia di Brescia, come immagino sia facile intuire dal mio accento, e quando ero bimbo, il fine settimana, la domenica in particolare, si era solito andare in montagna, come penso anche molti di voi fate, avendo degli incantevoli montagni, collini intorno a voi. Insomma, andavo e i bresciani, come i friulani, amano bere. Sento dei sorrisi e bevono, amano mangiare, come credo anche voi, e mangiano. E quando hanno ben mangiato e ben bevuto, di solito una cantata da fare. E io ho questo ricordo sin da bimbo davanti ai camini enormi di questi rifugi dove mio papà, mia mamma e gli amici loro cominciarono a cantare canzoni tradizionali, molte canzoni della montagna, noi abbiamo tantissime, e la tradizione del nord Italia insomma è enorme. E io ricordo che stupidamente, di questo faccio ammenda, stupidamente nella mia testolina di adolescente proiettato nell'orribile cultura americana, pensavo che queste fossero solo alla fine folklore, poco di più. Qualche anno dopo, quando ho iniziato a interessarmi un po' di più agli arrangiamenti, mi sono reso conto che moltissimi di questi brani in realtà sono dei capolavori assoluti di melodia. Insomma, mi sono sentito un verme. È un bel modo che abbiamo noi musicisti per cercare di ovviare a delle cose orribili che abbiamo fatto è di solito scriverci una canzone. Allora, qualche anno fa, quando feci il mio primo disco in Sonology, scrissi un brano intitolato Moon Church, che in realtà è un inno alpino, che si connette con tutto un pensiero, perché la Moon Church era questa comunità che Jimi Hendrix avrebbe voluto fare, aveva già comprato con i soldi suoi un terreno al di fuori di Los Angeles dove avrebbe voluto far vivere musicisti, artisti in pace. Insomma, un'idea molto bella, purtroppo finita con la morte precoce di Jimi Hendrix, e si rifà moltissimo allo stile di questi canti. E la cosa divertente è che ogni volta che la faccio negli Stati Uniti mi dicono che questa canzone è molto bella perché è molto esotica. Dalla Val Camonica, da cui arrivo io, fa così. L'anima, 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 l'anima dentro nell'anima, l'anima, l'anima dentro nell'anima, l'anima piccola, l'anima, l'anima, l'anima piccola dentro nell'anima, l'anima
alla fine, a meno che noi, con voi poi non vogliate un bis, c'è un amico di cui ti sei ricordato prima che urla bis, racconto una storia di bis, ma dicevo, poco fa ho citato uno dei miei grandi eroi musicali, si chiama Jimi Hendrix, che ha veramente dato tantissimo nei pochissimi anni che ha suonato, perché è morto giovanissimo a 27 anni ed è stato un genio dirompente, uno degli unici musicisti che ha realmente influenzato tutto l'ambito musicale. I musicisti jazz diranno quanto sono stati influenzati da Jimi Hendrix, così per i musicisti pop, per non parlare da quelli rock, ma anche da tanti compositori di musica cosiddetta seria contemporanea. Jimi è stato veramente una meteora straordinaria e potentissima che ha deflagrato sul mondo della musica. Qualche anno fa ho avuto l'enorme piacere di essere invitato a Seattle, che fu la città che diede i natali a Jimi Hendrix, nonostante poi il successo Jimi l'abbia ottenuto a Londra, e poi derivando anche negli Stati Uniti, dove c'è il monumento, dove c'è la salma di Jimi. Venne invitato da questa associazione per un tributo a Jimi Hendrix, e c'erano musicisti da tutto il mondo, e come potete immaginare c'erano chitarristi da tutto il mondo, io ero l'unico cantante. Fu per me un enorme onore e anche nel contempo, insomma, un po' di paura, perché non sapevo davvero cosa diavolo inventare pensando alla musica di Jimi Hendrix, e ho deciso di farlo con un arrangiamento che mi porto in giro da allora. È un arrangiamento del primo brano che io sentì di Jimi Hendrix. Mi ricordo ancora, andai da una cugina di mio papà, avevo fatto l'upgrade per quelli della mia generazione, i giovani, per cui i miei studenti manco sanno di cosa parlo, voi lo ricorderete se avete più o meno la mia età. L'upgrade era quando finalmente in famiglia imparavi a mettere la puntina sull'LP, me lo ricordate, e a quel punto eri cresciuto, era una sorta di rito di iniziazione. Io mi conquistai il mio upgrade, imparai a mettere finalmente la puntina sul disco senza distruggere il disco, e mia mamma mi consentì di mettere anche i miei dischi, perché mia mamma ascoltava praticamente 24 ore al giorno i dischi di Elvis Presley, mio papà Verdi, in moda, sia uno che l'altro, con tutto rispetto per Verdi, dopo averlo ascoltato per 5 anni solo Verdi, non potevo più cominciare a mettere Tchaikovsky, questo. Insomma, trovai sto disco di Jimi Hendrix, questa capigliatura, non sapevo chi fosse. Era un discaccio, nel senso che era un greatest hits, non era un disco originale, e iniziava con un brano che mi colpì moltissimo, si intitolava Voodoo Child, Slight Return, questo brano veramente voodoo. E quando io l'ho ripensato per Seattle, l'ho immaginato come se fosse un gospel, e è uscita sta cosa. Trapped down with the edge of my hand. Well, I stand up next to a mountain with a trapped down with the edge of my hand. Well, I pick up all the pieces and make an island. I even raise a little sand. Oh, Lord, you oh, 'cause I'm a voodoo child. Lord,
sat down with the edge of my hand. Well, I sing out there through my time when I jab it down and yeah to my hand. I get a business in the loud of making highlight. My even brace a leader say, you know, cool summer voodoo child. Lord, oh, I'm a voodoo child. You know, 'cause I'm a voodoo child. Lord, oh, I'm a voodoo child. One solid up the boom, be that day now. Woman that dream, I am on the sweet green, I'm on the know. Sweet green, I'm on the but I'm that way. So the sweet green, I'm on deep green, I'm on deep green, I'm on deep green, I'm on the sweet, I'm on the fire, I'm on the so the way. So the green, I'm on the so take it way on that way, on the Venezuela. See not all the Venezuela. Why do they say no? So never do say that on Bible. Why don't Bible? So never do why don't Bible. Why don't Bible? So never do why don't Bible. Why don't say no for the Bible? Why not sweetie paper white boy, sweet No, perché dovete sapere che Luca, che è, come tutti sapete, uno straordinario fotografo, è un grande amico dei musicisti, in particolar modo dei musicisti jazz. Io l'ho conosciuto grazie alla frequentazione di questo ambiente. Conosce vizi e virtù dei musicisti jazz, in particolar modo i vizi. Uno di questi è la famosa attesa del bis. Voi dovete sapere, sapete che gli americani, oltre che votare personaggi invotabili, cosa che gli italiani sono messi abbastanza bene, insomma, ma lasciamo perdere. Dicevo, gli americani fortunatamente non investono denaro pubblico, pare, ma denaro privato, fanno le ricerche sulle peggio cose, no? Cioè, se cade una trave di 200 kg sulla testa di 10 persone, quante muoiono? Cose geniali, sai? E hanno fatto anche un'analisi matematica, guardate che vera questa, è un algoritmo, o meglio un'equazione inversamente proporzionale, che ha definito questo, cioè che l'attesa, il tempo medio di attesa per un bis è inversamente proporzionale alla notorietà dell'artista stesso. Vera, cioè se tu sei strafamoso stai fuori di quarti d'ora, 20 minuti, no? James Brown, quando venne in Italia l'ultima volta, rimaneva fuori 45 minuti. Un giorno mi disse un amico che lo seguiva come organizzazione, che a Roma si fissò che voleva parlare col Papa. E disse, la cosa più facile del mondo parlare col Papa, che era un cazzo da fare, tu lo chiami lui. Poi lo convinso a risalire sul palco tipo dopo 45 minuti. Nel jazz, invece, se voi avete notato, Luca, Damiano, i miei amici fanno sempre così, cioè salutano, escono, in realtà non escono mai, cioè, c'è sempre un piede nel proscenio, perché si aspettano che l'amico li richiami dentro. Insomma, questo è un po' vero. Insomma, io in Russia, dove sono famosissimo, sono secondo solo a Toto Cutugno, sono fuori 5-6 minuti, cazzeggiare, asciugarmi, bermi una vodka e poi rientrare, la gente continua a applaudire. Insomma, io invece vi ringrazio sinceramente e vi saluto con un blues. Potrei creare panico e chiedere ai miei due allievi di spiegarmi perché il blues è così importante, ma lo evito. Insomma, il blues non è solo un genere musicale, è proprio una forma musicale, nel senso che fare un blues
Il blues, come io dico sempre, è una sorta di carta d'identità. Quando ci sto in giro per il mondo si vuole suonare con musicisti di cui non si sa nulla, neanche il nome, figuriamoci la provenienza geografica, le idee, non si sa niente, si fa un blues. Perché? Perché il blues è una piccola formula matematica, no? Sapete che la musica va per gradi, va per intervalli. Primo grado, nel caso, che ne so, di una tonalità in do, è il do, secondo grado il re, terzo grado mi, eccetera, eccetera, fino all'ottavo successivo che è il do. Insomma, il blues funziona primo, quarto e quinto grado, molto semplice. Vi assicuro, alla terza lezione di musica, ovviamente non sarete B.B. King, non sarete Eric Clapton, ma potete essere in grado di suonare un blues. Ma questa cosa non vuol dire che sia facile. Apparentemente è facile, però è in realtà una possibilità di comunicazione infinita. Pensate su quella formula, quante migliaia di brani blues sono stati fatti, quanti centinaia di migliaia di concerti di blues, di dischi sono stati fatti. Il blues è veramente magico, no? Si diceva che Robert Johnson, il primo grande bluesman, avesse venduto l'anima al diavolo nel Mississippi per imparare a fare il blues. Insomma, a me il blues ha sempre affascinato molto e mi piace finire tutti i miei concerti con un blues. Nella fattispecie io mi tratto bene e lo faccio di quello che è un altro dei miei eroi di musica, che si chiama Miles Davis. Miles Davis scrisse un brano intitolato All Blues, tutto è blues. E per farlo ci vuole poco, basta un contrabbasso che fa così. And all of you and I see the sky, and you and I feel the blue. Some say, some use, or say, oh blue. Some blues are sad, and other blues are very, very glad. Dark and sad, and bright and glad they all are blue. All shades, all blue, all shades, all blue.
Grazie. Grazie a tutti veramente. Avendo fatto, oltre che musicista per anni, essendomi occupato di formazione anche di comunicazione, si dice sempre che nella comunicazione va data una buona notizia e una brutta notizia. Quindi vi do la brutta notizia e poi la bella notizia. La brutta notizia purtroppo per molti amici di stasera che hanno a che fare con la musica, sappiamo che purtroppo la discografia sta andando a valle, insomma, non si vendono più dischi e siamo in una situazione difficile, il Covid ha dato un altro colpo e questa è una brutta notizia. La buona notizia è che io ho dei dischi ancora da vendere. Se volete comprarli a una cifra straordinaria di 10 euro l'uno, sono all'ingresso. Grazie mille a tutti e buona serata.